Buongiorno e buon sabato, ben ritrovati, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, anche oggi insieme fino alle 13:30 per raccontarvi tutti gli aggiornamenti delle notizie di queste ultime ore. La cronaca, come sempre, apre questa diretta, cronaca che ci porta fuori dai confini della regione Veneto. Andiamo in Friuli Venezia Giulia con una vicenda inquietante. Ha tentato di rapire una bambina di 2 anni dalle braccia della madre. Il fatto è successo nel centralissima via del Rione di Roiano. La polizia ha in poco tempo identificato l'autrice del gesto e l'ha denunciata per tentato sequestro di persona. Ha tentato di rapire una bambina di 2 anni dalle braccia della madre. Momenti sconvolgenti quelli vissuti dalla giovane triestina nel rione di Roiano in via Sant'Ermacora. La donna stava transitando lungo il vicolo quando, all'altezza dell'ex notissimo negozio di fuochi d'artificio Bernardi, è stata bloccata da una donna che ha tentato ripetutamente di strapparle la bimba di dosso. La malcapitata ha reagito con tutte le forze che aveva in corpo, urlando e richiamando l'attenzione dei passanti che hanno allertato immediatamente il 112. La presenza di una volante poco distante ha permesso ai poliziotti di intervenire a tempo di record. Una volta giunti sul posto, sinceratisi delle buone condizioni di salute della mamma e della bimba, gli agenti si sono messi sulle tracce dell'artefice del tentativo di rapimento, che nel frattempo era scappata in direzione di Piazza Tra i Rivi. Anche grazie all'aiuto di alcuni passanti, i poliziotti l'hanno rintracciata in un bar del Rione poco distante. La donna, di origine brasiliana, è stata caricata sulla volante, portata in questura, interrogata e in seguito denunciata per tentato sequestro di persona. Stando a quanto appreso dalla nostra emittente, si tratta di una persona con problemi di squilibrio mentale, dunque non un rapimento organizzato per fini di lucro o peggio. Poco cambio ovviamente per madre e figlioletta che, pur incolumi, hanno vissuto dei momenti drammatici e impossibili da dimenticare. E adesso andiamo subito da Cristiana Arboit insieme a Renato Capoia per tutti gli aggiornamenti dopo l'interrogatorio questa mattina in carcere a Treviso del 18enne arrestato dopo il colpo alla villa della famiglia Bubola. Buongiorno Cristian. Buongiorno a te Francesca, anche da parte di Renato Capoia che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo all'esterno del carcere di Santabona. Un'ora fa circa è terminato l'interrogatorio di garanzia a carico del 18enne arrestato per la rapina in casa Bubola. Il giovane si è trincerato dietro un silenzio assordante, mutismo assoluto, così mi ha confermato poco fa al telefono l'avvocato, il difensore coneglianese Danilo Riponti. Quindi il giovane non ha fatto il nome degli altri 2 componenti della banda che hanno agito nella notte tra mercoledì e giovedì nella villa del dentista di Pieve di Soligo. Da appurare, ma potrebbe essere una delle ipotesi sul tavolo il fatto che il ragazzo, che già era noto alle forze dell'ordine, sul quale già gravava l'accusa di una rapina, quella a Refrontolo di 1 anno fa, che questo giovane conoscesse in qualche modo il figlio del dentista, una conoscenza, non un'amicizia, quindi si ripeterebbe in qualche modo il copione di Refrontolo quando il 18enne, all'epoca 17enne, aveva in qualche modo fatto da basista dicendo ai complici che in quella casa si trovava del denaro. Quindi mutismo assoluto. Il ragazzo, probabilmente anche per paura, non ha fatto il nome dei complici, ma chiaramente i carabinieri stanno indagando senza soluzione di continuità per arrivare a identificare anche gli altri 2 autori di questa terribile rapina che ha scosso profondamente la comunità di Pieve di Soligo. Per il momento da Santabona è tutto. Con Renato Capoia ti restituisco la linea, Francesca.
Cristian, grazie naturalmente anche a Renato Capoia, poi questa sera andremo nei dettagli di quello che è la vicenda, di tutti gli aggiornamenti sul piano investigativo di questa violenta rapina in villa a Pieve di Soligo. Era diventato un vero e proprio centro commerciale del sesso, il sedicente centro massaggi scoperto dalla Guardia di Finanza a Vedelago negli spazi ex Sirare. Siamo dunque in provincia di Treviso, quasi 900 i clienti, oltre 170.000 euro il fatturato, centinaia di preservativi trovati anche all'esterno, arrestata la maîtresse cinese. Private Temptation, ovvero tentazioni private, recita il cartello all'interno del centro benessere chiuso dalla Guardia di Finanza per essere diventato una casa del sesso a pagamento, anzi un centro commerciale del sesso, vista anche la location, l'ex area dello storico shopping center Sira in via Trento e Trieste a Vedelago, chiuso da qualche anno. Quasi 900 i clienti identificati, 885 per l'esattezza, numero che certifica un giro impressionante fatto di tanti insospettabili provenienti da tutta la Castellana e oltre, il solito elenco di lavoratori, professionisti, pensionati, tanti con la fede al dito, più o meno insospettabili e apparentemente irreprensibili. A tirare le file la titolare cinese, la maîtressa, che ora deve rispondere di sfruttamento della prostituzione, con lei la socia, anch'essa cinese, e un 60enne italiano. Mentre le due donne si occupavano di procurare alle ragazze l'uomo del loro sostentamento e della manutenzione dei locali. Di fatto erano obbligate a vivere nel centro benessere, adibito anche ad appartamento, né più né meno di schiave sessuali. Una in particolare, cinese clandestina, aveva vitto e alloggio ma doveva dividere con la maîtresse il 50% dei compensi. Per il resto tutto avveniva online, con il primo approccio sui siti specializzati, da lì il contatto, la prestazione e il pagamento secondo tariffario. 2.000 gli euro stipati in un mobiletto al momento del blitz delle fiamme gialle, ma soprattutto centinaia i preservativi che si trovavano dentro bottiglie di plastica trovate tra le piante all'esterno del locale, 170.000 euro, il giro d'affari stimato, l'attività era monitorata da mesi. Questo sta a dimostrare il grande lavoro che si fa nel territorio, tutti assieme, per prevenire queste cose. Quindi un grazie grandissimo a tutte le forze dell'ordine, in questo caso in modo particolare alla Guardia di Finanza. In tutto questo c'è anche una sorta di retroscena. Ci ha colpito il fatto che un paio di giorni fa un cliente di questo negozio, di questo centro, ci abbia scritto chiedendo un appuntamento perché non aveva ricevuto, a suo dire, un servizio di massaggi, che alla distanza di qualche giorno sembra quanto minimo così strano, ma questo valora l'idea che in questo contesto c'è il controllo. Lo inviteremo sicuramente a fare un passaggio in Guardia di Finanza per rilasciare le dovute testimonianze del fatto. Sullo sfondo resta un tema più generale, la riqualificazione dell'area. L'obiettivo, conferma il sindaco, è quello di riaprire i negozi. Che è oggettivamente una bruttura vederlo chiuso, quindi il lavoro che stiamo facendo insieme alla proprietà è appunto quello di capire se ci sono delle opportunità sia per lui ma ovviamente anche per noi e per il territorio. Spaccio di droga e alcol venduto ai minori. Il questore di Padova sospende la licenza a 2 locali. Spaccio e consumo di droga all'interno del circolo, clienti non tesserati. Dopo l'ennesimo controllo a un circolo privato di via Baviera a Padova, gestito da un'associazione sportiva, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha ordinato la sospensione della licenza per 60 giorni per il locale. Un luogo noto perché anche nell'ottobre dello scorso anno all'interno di una sala del circolo erano stati sequestrati quantitativi di ecstasy e chetamina che i clienti stavano consumando al momento del blitz della polizia. In un precedente controllo, inoltre, molti clienti all'interno non risultavano tesserati e molti erano pregiudicati. A marzo del 2025 un cliente era stato aggredito da un altro avventore con una pistola, oltre a un sequestro di dosi di ecstasy, chetamina e shabu. A Este invece il questore ha sospeso per 30 giorni la licenza ad un bar di via Matteotti dove veniva venduto alcol a ragazzi minorenni. La scoperta era avvenuta durante i controlli dei carabinieri lo scorso febbraio che avevano ricevuto la segnalazione. Il locale era noto anche tra i minori residenti in altri comuni della Bassa e tramite il passaparola sapevano che lì si potevano acquistare e consumare alcolici senza che venisse verificata l'età. La sospensione
sospensione ai sensi dell'articolo 100 del TUPS non è un provvedimento repressivo, è un provvedimento di natura preventiva e cautelare, cioè dà l'opportunità al gestore del locale di poter, dopo la sospensione, prendere atto delle criticità riscontrate e quindi riaprire, dopo la sospensione, sotto una nuova luce. L'ottica è per l'appunto questa, di rendere consapevole il gestore, il titolare. E adesso andiamo a Mestre da Anna Maria Parisi, telefono, portafoglio rubati a pochi passi dalla sede di un'associazione in via Piave dove era in programma un incontro sulla sicurezza con il candidato sindaco per il centro-sinistra al Comune di Venezia Andrea Martella. Ci racconta tutto Anna Maria Parisi, insieme a lei Francesca Pezzo, buongiorno anche alla vostra ospite. Sì, buongiorno Francesca, a te, ai nostri telespettatori e telespettatrici. Telefono e portafogli sottratti pochi minuti prima dell'incontro con il candidato sindaco del centro-sinistra Andrea Martella nella sede di via Piave dell'associazione Gruppo Lavoro Piave, dove proprio per parlare di sicurezza era previsto e si è tenuto l'incontro poco dopo con il citato candidato sindaco. E Fabrizio Preo, il depredato che doveva essere con noi, in realtà si è assentato per andare a bloccare il telefonino perché continuavano i ladri a effettuare le chiamate con il suo telefono. Noi comunque siamo con Palma Gasparini, che sono sempre del gruppo di lavoro. Ieri eravamo lì ad allestire la sala per preparare la riunione. Sono entrate due persone, io in quel momento ero fuori, sono entrate due persone che hanno chiesto di vedere la mostra, perché dentro al gruppo abbiamo una mostra di una fotografa di Padova. E queste due persone a un certo punto hanno chiesto dell'acqua a Fabrizio è andato a prenderla, nel momento che lui è andato a prenderla la giacca era nell'attaccapanni all'entrata, sono spariti il portafoglio e il telefonino. Stavamo preparando l'iniziativa con Andrea Martella, proprio che abita anche lui in questo quartiere, che ha fatto questa scelta ormai da molti anni di trasferirsi qui perché è più comodo, ma anche di scegliere il quartiere Piave perché lo conosce molto bene, e quindi una parte della riunione, almeno all'inizio, anzi sta arrivando Fabrizio. Ecco, sì, sta arrivando Fabrizio. Nel frattempo l'incontro si è tenuto poi con Andrea Martella e la cosa singolare è stata proprio questa, che il furto è avvenuto proprio laddove si doveva parlare di sicurezza e invece la beffa è stata anche questa. Cosa ha detto? In attesa che arrivi Fabrizio, ci dica Palma, cosa ha detto Martella in merito all'accaduto? In merito all'accaduto non ha che confermato che purtroppo in via Piave ci sono furti. A me la scorsa settimana hanno rubato la bicicletta vicino all'Anda, cioè è una cosa, sono un gruppo di rumeni o altri che borseggiano in continuazione. Ecco, infatti è stato riconosciuto, Fabrizio Preo ha riconosciuto i due ladri dalle foto segnaletiche mostrategli dagli agenti della polizia locale, visto che poi è andato a sporgere denuncia. E come sono venuti la polizia da noi perché l'abbiamo fermata e i vigili, e quindi ha fatto denuncia. Fabrizio? Sì, ecco, allora tutto in diretta come vedi. Allora guarda, ci spostiamo un attimo con Francesca Pezzo, visto che sì, grazie. Ecco, allora nel frattempo siamo in diretta. Buongiorno Fabrizio con Antenna 3, venga anche qui Palma. Fabrizio, allora siamo in diretta con Antenna 3 al telegiornale. Com'è andata un attimo? Sì, nel frattempo lei è stato avvicinato ieri sera dopo il furto dagli agenti della polizia locale, visto che c'era la pattuglia nei paraggi, ha raccontato quanto accaduto e dopo poco cosa è successo? È riuscito a ritrovare? Che cosa? È successo che mi hanno fatto vedere delle foto e ho riconosciuto immediatamente i personaggi, e allora poi con il loro sistema del controllo di telecamere sono riusciti a individuare il personaggio che mentre metteva il portafoglio in via Fiume su una bicicletta.
e quindi l'hanno raggiunto, non l'hanno preso naturalmente perché è già andato via, però hanno recuperato il portafoglio con tutti i documenti, mancavano le carte di credito e ovviamente i soldini e poi il telefonino. Ecco, che esperienza è questa esperienza decisamente negativa poco prima dell'incontro sulla sicurezza anche col candidato sindaco Andrea Martella? È paradossale, sì, è strana la combinazione, quindi il candidato ha avuto modo di vedere in diretta episodi che succedono, ma succedono in via Piave come succedono in tante altre parti, insomma non è che adesso certo. Per cui così insomma cosa dire? Allora in conclusione purtroppo da come racconta il fatto questo è diventato l'eccezionale e lo straordinario è diventato quotidiano, cioè il subire furti a raffica. Al riguardo qual è la proposta del candidato sulla questione sicurezza? Io non l'ho sentito il candidato perché sono andato poi con i vigili a fare la denuncia. Comunque il problema è che è vero, le cose stanno peggiorando, ci sono troppe persone per strada, sbandati, senza fissa dimora, eccetera. E a mio modo di vedere, ma per quello che ho capito anche dal candidato, bisogna intervenire un po' prima, insomma. La polizia fa anche il suo lavoro, io ieri sera ho avuto una testimonianza straordinaria, li devo ringraziare per la gentilezza, sono stati veramente bravi. Però evidentemente non basta, bisogna capire perché ci sono tante persone sbandate e attivare qualcosa un attimo prima, insomma, qualcosa di preventivo. Ecco, grazie. Con la testimonianza di Fabrizio Preo, il derubato ieri sera presso l'associazione Gruppo Lavoro Piave, dove si è tenuto poco dopo l'incontro col candidato sindaco proprio sulla sicurezza, candidato sindaco del centro-sinistra Andrea Martella. È tutto, grazie anche all'altra nostra ospite, a Palma Gasparini, da Mestre Venezia. È tutto, la linea torna a te con la parte tecnica di Francesca Pezzo. Grazie Anna Maria, grazie anche ai tuoi ospiti per questo racconto che sembra quasi paradossale, ma purtroppo questo succede in quest'area così calda di via Piave. Lasciamo per un attimo la cronaca, parliamo dei rincari legati alle bollette, rincari per la benzina, rincari che riguardano anche le materie prime e ci stiamo avvicinando alla Pasqua e dunque tutto quello che ruota intorno agli dolci tipici della Pasqua. Andiamo con Chiara Gaiani e Francesco Ratai a capire qual è la situazione. Prezzi al momento stabili, ma c'è l'incubo degli aumenti legati proprio all'energia e tutto questo chiaramente guardando al conflitto in Medio Oriente. Buongiorno Chiara e buongiorno alla tua ospite. Buongiorno ai telespettatori. Con Federica Luni, che è la presidente di Appe Padova. Sì, come dicevi c'è grande preoccupazione. Intanto una buona notizia: rispetto allo scorso anno i prezzi di prodotti tipici di questo periodo, dalle uova di cioccolato alle colombe, sono rimasti sostanzialmente stabili, ma c'è grandissima preoccupazione. Sì, sembra strano, ma anche noi come piccoli imprenditori ed esercenti viviamo ore di angoscia perché abbiamo paura per il futuro, perché se al momento riusciamo ad ammortizzare e i prezzi non sono ancora aumentati sensibilmente, il futuro è un grandissimo punto di domanda. Noi ci affidiamo ad aziende fortemente energivore, cartiere, ditte di plastica, materie prime che viaggiano su gomma, e quindi se aumenta l'energia elettrica, se aumentano i trasporti con il gasolio e benzina, a cascata noi temiamo un'escalation di aumenti che potrebbero farci molto male. Ecco, voi state rivivendo purtroppo un già visto, quanto era accaduto solo 2 anni fa, ha lasciato un profondo segno in aziende come la vostra, che ricordiamolo sono soprattutto a conduzione familiare. Esattamente, 2 anni fa c'è stato l'incubo delle bollette triplicate. Ci ricordiamo che quelle bollette triplicate non sono state conseguentemente applicate l'aumento alla consumatore finale, abbiamo ammortizzato quel costo in più,
Adesso se succede un'altra volta io non so come andrà a finire, perché quelle bollette lì sono state rateizzate, pagate pian pianino, però in 2 anni un'altra botta così è veramente inimmaginabile la conseguenza che potrebbe avere. Io mi auguro che chi ci governa, che chi sta sopra di noi veramente prenda dei provvedimenti prima che questo successa, non a babbo morto come si suol dire. Bisogna che ci sia una politica preventiva e non tamponare quando ormai poi sono scappati dalla stalla. Ecco, lei parlava appunto di quanto accaduto 2 anni fa. C'è preoccupazione anche proprio per il reperimento di materie prime o di prodotti che sono necessari per la vostra attività? Quello non si sa, per il momento la Pasqua è salva, perché per fortuna gli approvvigionamenti per Pasqua ce li abbiamo tutti, in aziende come pasticcerie, ristorazione, pubblici esercizi per quello che riguarda il caffè, il cacao e quant'altro. Per tutto il resto, ripeto, c'è tanta ansia per il domani, per sapere che cosa riusciremo a sopravvivere anche questa volta, perché se in 6 anni siamo sopravvissuti a Covid, bollette pazze, un'altra volta bollette pazze, anche no, non ce la facciamo, per quanto abbiamo spalle grosse, come dicevi tu, la maggior parte aziende familiari, ma una dopo l'altra così è veramente tremendo. Un'ultima domanda, insomma, ci avviciniamo alla Pasqua, lo diceva poc'anzi, come vanno le vendite? C'è ancora voglia di dolce, c'è voglia di un uovo di cioccolato di qualità? Come sta rispondendo il consumatore? Le feste sono sacre, le feste vanno festeggiate e negli ultimi anni c'è stata proprio il ritorno alla tendenza a scegliere il prodotto di qualità, il prodotto di pasticceria, il prodotto che deve essere buono, perché il dulcis in fundo proprio letteralmente del pranzo di Pasqua deve avere proprio il dolce buono di pasticceria, quello che quando lo apri senti questo profumo e dici finalmente è festa. Quindi no, veramente abbiamo soddisfazione come pasticceria artigianale per i prodotti scelti e i prodotti che facciamo. Bene, allora io ringrazio davvero Federica Luni, avete sentito, insomma chiudiamo anche con un messaggio di speranza e ringrazio anche il collega Francesco Ratai. Francesca, la linea da Padova può tornare a te. Grazie davvero Chiara, insomma questo è il quadro, parleremo anche più tardi insieme ad una categoria che sta avendo in modi diversi ma un impatto molto pesante, quella degli agenti di commercio legata proprio agli aumenti, ma non solo del gasolio essendo sempre in strada, ma anche proprio legato ai rincari delle materie prive di cui accennava proprio Chiara Gaiani nel collegamento. Al netto del caro carburante che in queste ultime 2 settimane sta alleggerendo il portafoglio anche dei veneti e di eventuali misure di mitigazione del costo delle bollette che il governo dovrebbe mettere a punto a breve, Nomisma Energia stima che le famiglie italiane potrebbero subire un aumento medio su base annua di 350 euro. Partendo da questa ipotesi, l'ufficio studi della CGIA di Mestre ha stimato approssimativamente che il rincaro complessivo delle bollette sui bilanci degli oltre 2 milioni di famiglie venete potrebbe toccare i 751,8 milioni di euro. Gli aumenti più consistenti si concentrerebbero nella provincia di Padova con una stima di 143,7 milioni di euro, seguono Verona con 143 milioni, Venezia con 134 milioni, Treviso 131,3 milioni e Vicenza con 130,4 milioni. E le 2 settimane di guerra in Iran hanno fatto impennare proprio i prezzi dei carburanti, tra prudenza e rassegnazione il panorama di alcuni distributori. Siamo andati nel Bassanese. L'Italia non è in guerra, ma la sua economia sì. Come già era capitato nel 2022 con l'avvio del conflitto Russia-Ucraina, sono stati i prezzi alla pompa a subire aumenti praticamente immediati. Anche oggi siamo sopra i 2 euro al litro per il diesel e non molto lontano per la benzina. Gli effetti sono per il portafoglio. Un pieno di 47 litri di gasolio è passato da 77 euro il 23 febbraio a oltre 100 nei giorni successivi. La gente adesso fa rifornimento solamente il prodotto che le serve per andare al lavoro o meno, però si vede il calo. Questi prezzi qua è difficile fare un pieno, ci vuole dai 100 ai 110, 120 euro. È dura perché
Non è solo il carburante, è tutto l'insieme, perché proprio il fatto del carburante più caro aumentano tutti i prezzi. Quantità minori, bisogna risparmiare, qua dovremo. Magari una guida anche un po' meno aggressiva. Meno aggressiva, andare più piano, consumare di meno. Cambiare la macchina, prenderla più piccola, è tutta una conseguenza. Lei mediamente alla pompa quanto fa? Beh, io di solito faccio il pieno, non sto lì tanto a guardare, quindi parliamo di un 70-80 euro, ecco, è il colpo. Insomma, si fa sentire, no, ma fortunatamente guido per andare a casa a lavoro, la macchina consuma poco, fortunatamente è una piccola, e ecco, cerchiamo di fare così. Bisogna fare lo stesso il gasolio o rifornimento, purtroppo. Lo so che non sia giusto perché è speculazione, perché purtroppo che si giustifica di questa guerra e alzano i prezzi. Continuo a fare il pieno normalmente. Però questo aumento 25-30% non è poco. Non è poco, si sente moltissimo. Il suo pieno quant'è? Il mio pieno adesso qua la moto sarà 20 euro e muova, se no io spendo 200 euro al mese di benzina, ha capito? E prima? 150. 140. Torniamo alla cronaca con la tragedia che si è consumata nel Pordenonese, a Brugnera. Un 55enne ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava riparando. Shock in paese. Ci racconta tutto in diretta Federico De Rossi insieme a Michele Zanette. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Siamo a San Cassiano di Brugnera, in via San Michele, a documentarvi purtroppo una tragedia che si è verificata ieri pomeriggio intorno alle 16:30. Una comunità sotto shock, anche perché la vittima, un padre di famiglia, 55enne, Maris Corazza, molto conosciuto in paese. Il drammatico incidente si è verificato proprio in un'area che ospita sia l'abitazione sia l'azienda agricola di famiglia. Da una prima ricostruzione Corazza è rimasto incastrato proprio con il torace schiacciato da un rullo agricolo dal peso di 100 kg. Stava effettuando dei lavori di manutenzione al trattore, un trattore che vedete al momento dalle immagini di Michele Zanette posto sotto sequestro. Il figlio 26enne con il quale condivideva la passione per la viticoltura si era allontanato proprio qualche istante prima del dramma. Ad accorgersi della tragedia proprio la moglie, che si trovava in casa con la sorella, che ha iniziato a sentire delle urla. Sul posto hanno chiamato tempestivamente il 112, che si è precipitato con ambulanza, automedica, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri di Sacile per i rilievi. Nel frattempo che arrivassero i soccorsi, grazie anche all'aiuto di alcuni vicini, avevano estratto da sotto al trattore il povero 55enne Corazza, rimasto proprio schiacciato. Purtroppo all'arrivo dei sanitari è stato constatato che lo schiacciamento del torace gli aveva provocato un serio arresto cardiaco. È stato preso in carico, stabilizzato, cercato di rianimare più volte ed è stato trasportato in condizioni disperate in codice rosso all'ospedale di Pordenone, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Una comunità sconvolta, anche perché lo stesso Corazza aveva sia questa azienda agricola proprio a pochi metri da casa e inoltre era responsabile anche della logistica di Friuli Intagli. I vicini, le persone molto vicine a lui l'hanno descritto come una persona sempre molto pacata, con questa grande passione per la terra, per la natura e per la viticoltura, motivo per il quale aveva tramandato questa passione proprio al figlio Alex, che aveva appena preso in eredità dal papà l'azienda agricola. Tra pochi minuti incontreremo anche il sindaco di Brugnera, Renzo Dolfi, scosso profondamente dalla tragedia perché conosceva la stessa famiglia, lo stesso figlio della vittima, quindi seguiranno sicuramente degli aggiornamenti questa sera al telegiornale. Per il momento da Brugnera è tutto, a te in studio.
Davvero Federico, buon lavoro a te e a Michele Zanette. Due notizie di cronaca, una arriva dalla Trevigiano, da Montebelluna, dove i carabinieri del NOR hanno arrestato ieri pomeriggio in flagranza di reato un 37enne nigeriano accusato di violenza, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è nata durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno documentato la cessione di sostanze stupefacenti nel parcheggio di un supermercato. Fermato l'acquirente, è stato trovato in possesso di 0,61 grammi di cocaina. Le pattuglie sono a quel punto intervenute per bloccare lo spacciatore. Questo, alla guida della sua auto, ha ignorato l'alt intimato dai militari e si è dato ad una rocambolesca fuga inseguito da un'auto civetta. Il 37enne ha imboccato contromano una strada, finendo prima contro un'auto di servizio, danneggiandola in più parti, e poi terminando la propria corsa contro un secondo mezzo di una 44enne del posto, che è rimasta fortunatamente illesa. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia locale di Montebelluna. Una volta bloccato, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale del mezzo e anche della sua abitazione, dove sono state trovate diverse sostanze stupefacenti come cocaina, eroina, hashish, oltre a 350 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio, e anche 2 telefoni cellulari. L'arrestato è stato deferito a piede libero anche per un'ulteriore cessione di stupefacenti accertata alla fine dello scorso febbraio. L'arresto è stato convalidato, il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A Vicenza una situazione simile che risale a mercoledì scorso, resa nota solo oggi. I militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tiene ha arrestato in flagranza un cittadino, scusate che recupero subito la notizia, eccola qui, arrivo, portate pazienza, ma ci sono dei problemi con l'ANSA, eccolo qui. Hanno un cittadino straniero di 33 anni per resistenza a pubblico ufficiale, dopo averlo inseguito perché aveva saltato un posto di controllo. L'uomo a Caltrano era alla guida di un Audi A3, non ha appunto obbedito all'alt di una pattuglia dell'Arma ed è fuggito percorrendo a forte velocità diverse strade della zona, mettendo in pericolo l'incolumità dei militari e degli altri automobilisti. L'inseguimento si è concluso, come detto, a Schio, dove l'uomo ha deciso di fermarsi in una piazzola di sosta. Dagli accertamenti è emerso che era senza patente di guida, che gli era stata revocata, e l'auto risultava intestata alla convivente ed è stata sottoposta a fermo amministrativo. Su disposizione del magistrato di turno, il 33enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della tenenza di Due Ville in attesa del processo con rito direttissimo. E restiamo nel Vicentino con le violenze al centro studi di Bassano. Convocato per martedì prossimo il tavolo di lavoro in municipio, convocati anche i rappresentanti dei genitori delle scuole superiori. Noi porteremo la posizione dei genitori, che sono ovviamente preoccupati di questa escalation di violenza che continua a ripresentarsi. E proprio i presidenti dei comitati dei genitori degli istituti superiori del Bassanese, che contano una cosa come 8.000 studenti e studentesse, martedì prossimo 17 marzo siederanno al tavolo di lavoro disposto dal sindaco di Bassano Nicola Finco, assieme alla stessa amministrazione comunale, ma anche dirigenti scolastici e forze dell'ordine. Obiettivo: trovare una soluzione condivisa alla difficile situazione che si è venuta a creare al centro studi, tra violente aggressioni e risse scoppiate tra giovani. I genitori chiederanno risposte concrete e ben circostanziate. Vorremmo che venga preso un solido impegno da parte di tutte le autorità preposte, quindi probabilmente sarà il caso di fare una dichiarazione di intenti in cui ognuno mette nero su bianco quello che vuole fare, quello che si impegna a fare, così poi almeno potremmo vedere chi lo fa. Sono inutili interventi spot, dichiara il presidente UCG.
Io ho visto in questi giorni decine di pattuglie che passavano tutte insieme però ho visto che quando sono successe le cose non c'era nessuno, perché sono arrivati dopo che sono stati chiamati, quindi vuol dire che in quel momento il luogo era sguarnito. Io non voglio, non ne faccio una colpa a nessuno, qui non si tratta della guerra dei poveri, si tratta semplicemente di prendere atto di una situazione e di trovare tutti assieme una soluzione che sia la più possibile fattibile. A Treviso, dove i residenti di Viale dei Mille segnalano l'aumento del degrado della zona, oltre ai furti, ora prese di mira anche le auto parcheggiate. Già l'anno scorso a me hanno rubato la bicicletta parcheggiata davanti a casa nella rastrelliera, e un altro episodio pochi mesi dopo nel garage interrato al -1 un altro furto di biciclette e altri oggetti. C'è stata un'infrazione anche, anzi sono proprio entrati nel locale, nel ristorante di Via dei Mille qualche mese fa, e questa mattina un'altra spiacevole notizia che ha riguardato un condomino che si è trovato il vetro dell'auto completamente frantumato. Una situazione spiacevole quella di Viale dei Mille, appena dentro le mura, una zona residenziale che vorrebbe godere di tranquillità e sicurezza, e invece negli ultimi mesi si trova a fare i conti con episodi sempre più gravi. L'ultimo è il lunotto fracassato di un condomino. Episodi sui quali l'avvocato ha un'opinione ben precisa. Scarsi controlli, carente illuminazione e assenza di telecamere. Non ci sono telecamere in zona, la scarsa illuminazione serale non aiuta, la chiusura della ex Simonetti non aumenta certo la sicurezza percepita, così come quella dell'ex Enel, dove sono stati segnalati tempo fa occupanti notturni. Nella chat del condominio poi ci raccontano le segnalazioni si sprecano, ma sono le stesse che sono state fatte all'amministrazione, che pare per ora non abbia risposto. Così aumenta il senso di sconforto e di abbandono. Temo che venga un po' tenuta ai margini, non vedo prospettive, almeno nell'imminente, di riavvivare un po' insomma la zona. C'è un comitato di quartiere che ha chiesto un incontro col sindaco? Che io sappia no, noi come famiglia avevamo già fatto presente al sindaco più volte queste problematiche, però non si è mosso nulla al momento. Mattinata dedicata alla sicurezza stradale, quella di ieri a Treviso, con simulazioni shock ed incidenti per dimostrare ai giovani la pericolosità di guide in stato alterato o ad alta velocità. Presenti 2 madri delle tante vittime della strada nella Marca. Queste giornate sono giornate importanti, perché se tutti quanti veramente mettessero in atto quello che gli viene spiegato, non mettersi alla guida bevuti, rispettare i limiti di velocità, non usare quel maledetto telefono che c'è sempre perennemente, io dico che tante vite umane sarebbero ancora qui, come sarebbero qui anche mia figlia e mia nipote, perché a causa di queste negligenze loro sono morte. Mi fa piacere che i ragazzi riflettano su come mettersi alla guida, il fatto di stare attenti, di non usare stupefacenti, di non usare alcol prima di mettersi alla guida, che è molto importante, è molto importante che ognuno faccia la propria parte. E confido sempre, io chiudo sempre i miei discorsi con una frase: avete la mamma a casa che vi aspetta. Non dimenticheranno facilmente questa giornata i 500 studenti che hanno partecipato al Drive Camp di San Liberale, evento finale del progetto SOS Guida Sicura della provincia di Treviso. Una serie di simulazioni shock di incidenti stradali con pedoni, biciclette, auto e scooter hanno mostrato cosa può accadere quando si guida troppo veloci o in condizioni psicofisiche alterate. Le vite spezzate di Sara Rizzotto, Jessica Fragasso e Davide Pavan sono ancora lì a raccontarlo. Toccanti i messaggi delle mamme che hanno trasformato il dolore in un momento di responsabilità per i giovani. Con ULSS 2, Prefettura, Forza dell'Ordine, Vigili del Fuoco e associazioni sono stati simulati anche i soccorsi dopo l'incidente. Un'esperienza forte, pensata per lasciare il segno e ricordare ai ragazzi che alla guida ogni scelta può salvare una vita. Certamente sì, ovviamente. Sono già partito perché sono già stato vittima di un incidente in macchina e quindi
da quando ho preso la patente, diciamo, ho un riguardo diverso e sono molto più attento alla guida. Vedo come effettivamente la velocità percepita all'interno della macchina risulta completamente differente. Noi pensiamo all'interno della macchina di stare andando piano, ma in realtà stiamo andando molto veloci e notiamo come anche guidando le persone possono saltare all'improvviso e noi dobbiamo essere rapidi e attenti nel fermarci. Proprio su questo tema il vicepresidente Fava ha confermato che presto saranno aperti corsi anche agli over 65, tra i più colpiti dagli incidenti, e il presidente conferma l'impegno totale dell'ente. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a vittime zero prima dell'obiettivo dato dall'Unione Europea del 2050. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Tornati in diretta con la politica, con le elezioni comunali nella Marca, diverse le partite aperte nel centrodestra, non solo Castelfranco Veneto. Si apre ora il caso Spresiano, partita complicata, ferma Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega. Abbiamo altri comuni dove le amministrazioni possono andare in continuità, come ad esempio Chiarano piuttosto che Vidor, e poi c'è la partita anche su Spresiano, dove immagino lì la possibilità di andare uniti sia un po' più complicata. La linea del Piave ora passa per Spresiano e a farlo intendere senza tanti giri di parole il segretario della Lega provinciale Dimitri Coin, che sembra così voler stoppare la corsa del sindaco uscente Marco Della Pietra, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, che ha già espresso più volte la sua volontà e disponibilità a ricandidarsi, stavolta per il terzo mandato consecutivo, possibilità concessa dal 2024 a tutti quei primi cittadini di comuni sotto i 15.000 abitanti. Per la politica trevigiana si prospetta un déjà vu. Della Pietra alle ultime amministrative si era presentato senza il carroccio, portando a casa una vittoria pesante. 5 anni sono passati e i conti evidentemente sono rimasti in sospeso, ma Spresiano non è l'eccezione nel centrodestra, che prepara la tornata di primavera con altri 6 comuni al voto. A Castelfranco la candidatura di Luca Pozzobon, cui sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, resta monca, non pervenuto il placet di Forza Italia, che punta al momento su Gianfranco Giovine. Ci si sta lavorando e quindi noi siamo fiduciosi che questo possa accadere. In fondo alle elezioni mancano ancora parecchi mesi e il margine per lavorare assolutamente c'è. Quindi c'è ancora questa possibilità di unire? Sì, assolutamente c'è questa possibilità. Poi altri comuni che vanno al voto, oltre a Castelfranco ce ne sono altri di importanti, perché sono 2 comuni che comunque come Castelfranco hanno visto il proprio primo cittadino venire eletto, che sono Ponte di Piave e Silea, dove sono concentrate appunto ancora le nostre attenzioni come centrodestra, per cercare di fornire un'offerta politica amministrativa ai cittadini di questi comuni che sia all'altezza di quanto questi meritano. Sullo sfondo, ma non più di tanto, nel 2027 c'è Conegliano, dove Fabio Chies, Forza Italia, governa praticamente da solo. Lo stesso Coin la chiama anomalia e già auspica compattezza. Quello che è importante è che comunque non ci sia una Forza Italia che dialoga magari con la sinistra, e che ci sia comunque disponibilità da parte di Lega e di Fratelli d'Italia di andare a ricostruire questo tipo di dialogo con Forza Italia, che ora governa comunque la città. Una coppia di uomini veneziani chiede di adottare un bambino, ma la legge non lo consente. 2 avvocatesse trevigiane non ci stanno e fanno ricorso. Il Tribunale dei minori di Venezia dà loro ragione e chiede l'intervento della Corte Costituzionale. Abbiamo deciso di depositare un ricorso sollevando sin dall'inizio la questione di incostituzionalità dell'articolo 29 bis della legge sulle adozioni. La decisione è storica. Il Tribunale per i minori di Venezia ha accolto il ricorso di 2 avvocatesse trevigiane e rimandato la vicenda alla Corte Costituzionale. Per loro una prima vittoria. Protagonista una coppia di 40enni veneziani, omosessuali e legati da un'unione civile, volevano accedere all'adozione internazionale, ma la legge non lo consente. Via libera se sposati o single, ma le unioni civili sono escluse. A decidere se la norma è incostituzionale sarà dunque la Consulta. Una coppia unita civilmente può accedere all'adozione internazionale
Solo sciogliendo il proprio legame, quindi divorziando al fine di riacquisire lo stato libero, è chiaro che questo meccanismo è un meccanismo contrario al principio di uguaglianza. Il Tribunale ha così avviato un'indagine sulla coppia condotta da esperti per decidere se fosse idonea. Che ha portato ad un unico risultato: la coppia è idonea. Quindi la coppia è risultata idonea all'adozione. Per questo, e riconoscendo valide le osservazioni delle avvocatesse, il Tribunale dei minori ha sollevato la questione di incostituzionalità. Potrebbe avvenire che la Corte, come ha fatto nel caso dell'adozione del single, accolga la richiesta e dichiari incostituzionale l'articolo 29 bis della legge sulle adozioni, ampliando quindi la platea dei soggetti legittimati a presentare domanda di adozione internazionale. Una sentenza che comunque non risolverebbe del tutto la questione. E certo è che rimane tagliato fuori tutto un altro settore, che è quello dei conviventi di fatto, perché ad oggi l'accesso all'adozione internazionale è possibile per le coppie coniugate, quindi rigorosamente eterosessuali, persone single, quindi con stato civile libero. Una discriminazione, sottolineano le avvocatesse, perché la convivenza dà regolarmente accesso all'adozione internazionale in moltissimi paesi europei. E adesso affrontiamo un tema di cui vi avevo già accennato in apertura, quello dei rincari. Ne abbiamo parlato prima con le pasticcerie, con questo allarme del rischio degli aumenti dei prezzi anche delle materie prime. Abbiamo parlato dei rincari per le famiglie, avevamo parlato nei giorni scorsi degli autotrasportatori. C'è un settore che però forse racchiude gran parte del mondo produttivo ed è quello degli agenti di commercio che risentono per vari punti di vista di questi rincari, voi perché chiaramente percorrono centinaia di chilometri al giorno e quindi hanno a che fare proprio con i rincari alle pompe di benzina, e voi perché il costo delle materie prime che si sta innalzando anche, e probabilmente sarà destinato anche ad innalzarsi, bisogna vedere quello che succederà nei prossimi giorni con il transito delle navi sullo stretto di Hormuz. Insomma, tutto questo ha delle ripercussioni molto pesanti sulla categoria, che parla di una situazione davvero molto preoccupante. Ne parliamo insieme a Massimo Marchetto, segretario Wiltux Treviso Belluno. Ben ritrovato Massimo, grazie per essere con noi. Ne parliamo insieme ad Andrea Zanchetta, agente di commercio del settore dei filati. Buongiorno e grazie per essere con noi. Inizio da lei, Zanchetta, per capire innanzitutto, quando si parla di agenti di commercio, chi intendiamo? Chi sono questi professionisti? Beh, l'agente di commercio è un professionista che fa da ponte tra il mondo produttivo e il mondo e il mercato. Quindi un professionista che mette in contatto le aziende produttrici di beni o di servizi con i potenziali clienti. È una figura che in Italia conta 220.000 unità, quindi 220.000 professionisti che hanno una caratteristica, quella di girare per le strade italiane in lungo e in largo tutto il giorno. Questa è un po' una caratteristica che ci differenzia da tante altre categorie ed è una caratteristica che in questo momento ci sta penalizzando molto. Ecco, proprio questo essere in auto per diverse ore al giorno, percorrendo centinaia di chilometri al giorno, vi porta ad avere direttamente a che fare con il costo che sta davvero impennando. Oggi abbiamo ricevuto alcune foto, non so se la regia le ha a disposizione, altrimenti vedo di recuperarle io, dei tabelloni fuori dai distributori 2.1, 2.2, quindi significa fare un pieno per voi, che probabilmente non vi raccontate di un pieno al giorno, ma alle volte immagino vi troviate a farne anche di più, sia davvero una batosta pesante poi a fine mese. Noi abbiamo fatto un calcolo molto rapido con la media chilometrica che ogni agente di commercio percorre ogni anno. In queste 2 settimane, solo in queste 2 settimane di aumento dei carburanti, noi avremo un costo stimato, un aumento di costo di circa 2.000 euro netti all'anno. Quindi è chiaro che si aggiunge oltretutto a tutta una serie di rincari che in questo momento proseguono senza sosta, dai pedaggi autostradali fino alle spese di manutenzione dell'auto. E poi c'è l'altro aspetto a cui accennavo prima, che è quello delle materie prime. Cioè voi, l'agente di commercio vende esatto, i prodotti che poi noi troviamo quando andiamo noi, ma come anche chiaramente le varie attività commerciali, quindi la vostra clientela è molto vasta.
Ma questi prodotti stanno subendo dei rincari e il rischio, alla luce di quello che sta accadendo proprio in Medio Oriente, è che questi rincari non si fermino. Esattamente. Infatti questa è la seconda ricaduta. La prima ricaduta, l'abbiamo detto, è quella immediata, quasi anticipata, quando ci fermiamo ad una stazione di servizio. Ma la seconda ricaduta riguarda le nostre aziende mandanti, i nostri prodotti, i nostri clienti, perché questi aumenti chiaramente vengono assorbiti in parte dalle nostre aziende, in parte le aziende sono costrette a scaricarle sul prodotto finito, molto spesso chiedendo anche un sacrificio provvigionale da parte della gente. Quindi noi ci troviamo in questo momento ad avere uno spostamento, una direzione a livello di consegne dei prodotti che arrivano soprattutto dal Far East, quindi penso alla componentistica, semilavorati, materie prime. Un altro problema riguarda l'aumento dei costi energetici che le nostre aziende manifatturiere stanno sopportando. Il terzo problema è quello di andare a rinegoziare con i clienti molto spesso delle condizioni dei prezzi, delle condizioni di vendita che erano state concordate. C'è il rischio che qualche cliente questo contratto decida di non firmarlo e faccia un passo indietro, in attesa anche, perché insomma quello dell'insicurezza, dell'incertezza sta caratterizzando tutti i settori e quindi probabilmente voi avete a che fare con questo tema molto più di altri. Questo è un rischio molto elevato. Noi stiamo già vivendo sospensioni di ordini in attesa che la situazione migliori. Nel frattempo i clienti non comprano, aspettano il momento più opportuno e questo chiaramente si ripercuote sulla nostra attività, quindi sui nostri guadagni anche alla fine. Faccio un passaggio con Massimo Marchetti, ma poi le chiederò, Andrea, come si arriva a fine mese, perché questo poi è il grande nodo di tutto, perché poi chiaramente dietro l'agente di commercio c'è la famiglia e ci sono dei conti da chiudere. Il tema del controllo di questi prezzi, anche della speculazione, perché è inevitabile che poi quando ci sono delle tensioni internazionali, lo avevamo visto nel Covid, lo abbiamo visto con la guerra in Ucraina, addirittura c'è qualcuno che dice potrebbe essere più grave delle conseguenze della guerra in Ucraina, poi è una guerra tra poveri in qualche modo. Quello insomma del monitoraggio dei prezzi è il primo passo da fare assolutamente. Marchetti. Sicuramente questo è uno dei temi cruciali, cioè quello della speculazione, perché non si capisce poi perché in Ucraina per assurdo o in Russia, che sono direttamente coinvolti in un conflitto, i carburanti costano assolutamente meno che in Italia. Quindi questo è il primo tema che dovremo affrontare. E poi c'è l'impegno, secondo noi, dello Stato per questa categoria di lavoratori, perché avevamo già affrontato qualche tempo fa la questione, no? Che non vengono classificati come lavoratori professionisti con l'utilizzo quindi di patenti dedicate, eccetera, eccetera. Certo. Questo è diciamo, un'altra faccia della stessa medaglia, perché in questo caso non vengono considerati come altre categorie. Non dimentichiamo che gli autotrasportatori, per esempio, hanno delle agevolazioni sul credito d'imposta, ce l'hanno i tassisti, non ce l'hanno gli agenti di commercio. E questo secondo noi è un problema molto molto grave, di cui secondo noi lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità, perché come veniva detto prima, dietro questo lavoro ci sono anche famiglie, ci sono aspettative, c'è gente che ci campa questo lavoro qua, quindi attenzione, perché se aumenta tutto, non si hanno difficoltà a vendere prodotti, si rischia di mettere in crisi un sistema che poi incide sull'economia complessiva, perché insomma, se poi evidenziamo il fatto che il costo del carburante, adesso per fare i conti della serra, nel bilancio di un agente può incidere anche al 60% della sua attività, capiamo bene di cosa stiamo parlando. Insomma. E questo per chi a casa ci sta guardando, quindi per il consumatore finale, questa situazione qui, che conseguenze può avere? Cioè, come può toccare per mano il consumatore finale questa vostra situazione così delicata, con il rischio che alcuni contratti non vengano chiusi, che le merci non arrivano? Cioè, potrebbero avere anche delle conseguenze. Si parlava prima di materie prime che rischiano di non arrivare, parlavano i pasticceri, dicevano la Pasqua è salva perché comunque ne abbiamo fatto scorte prima, ma non ci fermiamo con la Pasqua, con le attività. No, nel senso che la vita continua e quindi dopo la Pasqua ci sono tantissime altre cose. È chiaro che perché un agente non ha che soluzione che scaricare i costi poi sull'attività che lui svolge, perché non c'è alternativa su questo.
Per quello dicevo, questo sistema rischia di incrinare una parte del nostro sistema economico, perché giustamente se la gente non ce la fa a fine mese, deve scaricare queste spese qui, alla fine tutto viene scaricato sull'utente finale. C'è anche un discorso sulla deducibilità per quanto riguarda il costo del carburante. Sì, ma riguarda gli autotrasportatori. Per voi questo non... No, assolutamente no. E qui... Perché, scusi. Prego, no, finisca. No, l'ho interrotta. No, e fa parte di quel ragionamento Maxi che abbiamo evidenziato anche nelle trasmissioni precedenti, dove questa categoria non è classificata come una categoria professionale che utilizza i veicoli al pari del tassista, perché è questo che non si riesce a comprendere. L'agente di commercio fa questo lavoro al pari del tassista, lo fa in maniera diversa vendendo un prodotto. Però se non ce la fa più e il caro benzina rischia di mettere in crisi questo sistema qui, con tutte le cose che ci siamo detti. E allora chiedo ad entrambi, dal punto di vista più sindacale, mettiamolo così, più politico, passatemi questo termine, a chi e chiaramente poi in pratica, come si arriva a far quadrare i conti a fine mese, se, aggiungo, si riescono a far quadrare, perché chiaramente se non si riesce a vendere sono più le spese delle entrate, facendo proprio un conto della serva. Sì. Esattamente, ma io in questo ragionamento penso soprattutto ai giovani, perché immaginatevi, noi viviamo un dramma di ricambio generazionale in tutti i settori, non ci sono giovani che iniziano la nostra attività, ma immaginatevi un giovane, perché un conto è parlare di un professionista che ha già in portafoglio clienti e aziende mandanti. In qualche modo chiaramente si deve difendere, quindi deve ridurre il suo potere di spesa, spende meno, fa sacrifici, cerca di arrivare a fine mese. Ma immaginatevi un giovane che sta per intraprendere questo lavoro, che ha una massa di costi anticipati da sostenere. Cioè è impossibile. Quindi da un lato ci lamentiamo, il governo, lo Stato si lamenta perché e le imprese si lamentano perché non trovano giovani agenti. Dall'altro abbiamo i giovani agenti impossibilitati ad accedere a questo mercato. Quindi quello che noi agenti ormai ci diciamo tutti i giorni quando ci incontriamo dei clienti è che è una situazione che a volte può sembrare paradossale. Massimo Marchetti parlava della deducibilità dell'auto, della deducibilità come credito d'imposta del costo del carburante professionale. Cioè si pensi che noi agenti, adesso non siamo qua a piangere il morto o a lamentarci inutilmente, ma è un dato di fatto che può far comprendere meglio la situazione, anzi l'assurdità in cui stiamo vivendo noi professionisti. Nel 1986, quindi 40 anni fa, è stato introdotto con un decreto legge un limite di deducibilità dell'auto. Cioè l'agente di commercio all'epoca era stato detto non puoi spendere più di 20.000 euro sostanzialmente perché altrimenti l'eccedenza non te la puoi detrarre tra i costi. Ora immaginatevi il costo di un'automobile 40 anni fa e immaginatevi il costo della stessa automobile o di una pari automobile oggi. I limiti sono rimasti uguali, cioè noi siamo costretti a non spendere, tra virgolette, più di 20.000 euro perché tutto quello che eccede questa cifra non ci viene riconosciuto come costo detraibile e questa è una follia. Ecco, Andrea Zanchetta ha aperto lo scenario del passaggio generazionale e quindi del fatto di non essere, che non sia una professione così attrattiva nei confronti dei giovani. E oggi le chiedo, Marchetti, ci sono dei professionisti che stanno pensando di reinventarsi perché non è più una professione così vantaggiosa e quindi c'è un rischio anche di un cambiamento in qualche modo, o si tiene duro sperando in tempi migliori? Beh, allora intanto bisogna riflettere sul fatto che magari è anche un'attività che non è conosciuta così bene, certo. No? Quindi noi stiamo preparando dei progetti da presentare nelle scuole. Quindi nelle scuole per dire ai ragazzi qual è l'attività dell'agente di commercio, quindi il nostro impegno è mirato a questo qui, portare a conoscenza che c'è anche questa possibilità. È ovvio che con questi chiari di luna passa la voglia, no? Perché se non c'è una condizione che ti agevoli, non c'è una condizione fiscale che ti mette in condizioni di lavorare, non diciamo meglio, ma al pari di altri, perché perfino i consorzi agrari hanno le agevolazioni e non ce le hanno che lavora, quindi
Bisogna costruire un sistema, perché c'è un'insensibilità totale dal mio punto di vista. Io non ne faccio una condizione politica e non mi interessa neanche, però io chiederei alla politica, perché sono loro i primi, perché se parliamo di accise tocca alla politica, non tocca certo a noi, no? Alla politica, che sia di destra che sia di sinistra, guardate che c'è un sistema che non funziona più e che invece di essere agevolato e indirizzato viene oppresso. Questo interrompe un ramo dell'economia che secondo me è importante, con tutti i riflessi che siamo detti prima, l'incidenza sull'utente finale, che poi è la gente che va a comprare i prodotti, no? C'è un dialogo aperto con il governo, con la politica da questo punto di vista? Noi abbiamo provato ad aprire dei canali, ma non è facile, perché quando si va a dire vogliamo toccare le accise, le nuove patenti professionali, sembra che vai a toccare una cosa più grande di noi. In realtà è una cosa semplicissima, si tratta del riconoscimento di un'attività professionale che non è che ce la inventiamo noi, cioè è stare nelle cose, perché se uno utilizza il proprio veicolo e ha delle spese legate a questa attività qui, è palese che sia così. Come fai a non mettere a parità uno che ha un consorzio agrario, quindi che compra il gasolio agricolo a prezzo agevolato, con un agente di commercio che gira tutti i santi giorni? Quindi questo che noi ci chiediamo. Ma anche i tentativi che abbiamo fatto, si fa fatica a farsi ascoltare. Ecco, questo è il messaggio che voglio lanciare. La politica, e non dico destra e sinistra perché non ci interessa, perché ci interessano gli interlocutori che siano interessati a risolvere questa questione qui. Non c'è un politico che abbia interesse a farsi carico di questa cosa qui. Che rischi ci sono per il futuro se le cose... I rischi sono che questa attività diventerà sempre meno utilizzata, soprattutto dai giovani, perché se le difficoltà diventano superiori ai guadagni, rimarranno i professionisti che oggi utilizzano già un pacchetto clienti strutturale, ma quando questi non ci saranno più sarà fatica per i giovani intraprendere nuove attività. Ed è un peccato, perché è un'attività che ti porta comunque a promuovere l'economia, a portare l'economia nelle imprese, quindi sarebbe un vero peccato dissipare questo patrimonio, secondo noi. La chiusura, lei, Andrea Zanchetta, che cosa vi preoccupa per il futuro? Ma ci preoccupa il poco ascolto che c'è stato finora da parte della politica, indubbiamente, e se posso dire mi preoccupa anche la mancanza di unità che c'è stato all'interno del nostro mondo come agenti di commercio finora. Io mi auguro e auspico che tutte queste difficoltà facciano riflettere finalmente tutte le parti in campo e si arrivi a un'unità anche sindacale da parte degli agenti, perché è evidente che se vi è un'unità sindacale la politica può ascoltare in un certo modo. Se continuiamo ad andare in ordine sparso, è evidente che la politica ascolta in modo completamente diverso. Secondo me c'è bisogno di un nuovo patto, cioè di arrivare a un nuovo patto fiscale, sociale e generazionale, come dicevo prima, perché riguarda il futuro dei nostri figli. Quindi è un mondo questo del commercio che, tra l'altro, in Italia, a differenza di tutti gli altri paesi europei, noi abbiamo un numero di agenti di commercio che è 5-6 volte tanto. Quindi è veramente entrato nel nostro tessuto produttivo, perché il nostro tessuto produttivo è fatto da micro, piccole e medie imprese, che quindi hanno bisogno di arrivare al cliente, ai potenziali clienti, hanno bisogno di una rete distributiva e commerciale capillare. Mi verrebbe da chiederle in chiusura proprio, perché poi la pubblicità, di fronte a questi numeri, a questo ruolo che hanno gli agenti di commercio, perché c'è così poco ascolto, interesse, se posso parlare di interesse da parte della politica nei vostri confronti, e non si riesce ad aprire questo tavolo di dialogo? Allora, diciamo che il tema è... Noi siamo abituati, diciamo, come associazioni di categoria... Avete alzato poco la voce? Ma allora, ma può anche essere, ma in realtà ma accetto la provocazione, ma non è neanche così, perché il problema, noi siamo abituati a vedere il classico, adesso la dico così, no? Il classico sciopero davanti alla fabbrica, con le bandiere sventolate, con i lavoratori fuori dalla porta, ma loro sono lavoratori che lavorano da soli. Certo. Quindi anche unirli, associarli, fargli condividere un unico obiettivo non è semplice. Lo dobbiamo fare attraverso i canali di informazione che ci sono poi, ma non abbiamo la possibilità, per esempio, di fare, adesso lo dico in sindacalese, l'assemblea classica nell'azienda. Dove la facciamo? Certo.
Quindi anche noi abbiamo questa difficoltà, è difficile raggiungerli tutti, perché noi lo vediamo tutti i giorni con il lavoro delle nostre strutture che raggiungerli è veramente complicato, perché giustamente ci sono persone, agenti che lavorano in posti lontani, Torino, Milano, via così, farli venire non è semplice. Quindi c'è già una difficoltà strutturale in seno alla categoria. E quindi questo è il vero tema, quindi faccio fatica a immaginare uno sciopero, uno sciopero della categoria con le bandiere. Ecco, Però questo non significa perché che... siamo abituati a farci ascoltare in questi termini, certo. Bisogna un po' cambiare anche un po' il modo di comunicare probabilmente. Certo, e questo era un tassello in più, quello degli agenti di commercio che si aggiunge al panorama delle varie categorie che stanno pagando un conto altissimo legato ai rincari, e gli agenti di commercio in questo modo strutturale, come ci hanno spiegato Massimo Marchetti, segretario Wiltux Treviso Belluno, Andrea Zanchetta, agente di commercio del settore filati. Grazie davvero ad entrambi per averci aiutato a conoscere anche meglio il vostro settore, quelle che sono le problematiche che oggi si respirano. E noi ci fermiamo per una pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora un aggiornamento di cronaca che arriva sempre dalla Marca trevigiana e sulla scia delle due notizie che vi avevo dato poco fa, dei due inseguimenti, una a Montebelluna e l'altra nel Vicentino. Abbiamo la stazione di Spresiano, i carabinieri della stazione di Spresiano che hanno arrestato un 23enne di origini marocchine, domiciliato proprio a Spresiano, già noto alle forze dell'ordine. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiali. Tutto si è svolto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:15 a Lovadina. Durante un servizio di controllo i militari hanno identificato il giovane. Nella successiva perquisizione personale il 23enne ha opposto una forte resistenza nei confronti dei militari. Dopo aver spintonato uno di loro ha velocemente ingerito parte della sostanza stupefacente in suo possesso. Nonostante la reazione, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a recuperare la droga posta poi sotto sequestro. Si parla di cocaina, hashish, un involucro intriso di sostanza stupefacente. Sono stati poi recuperati anche 150 euro in contanti di vario taglio. La perquisizione è stata immediatamente estesa anche al veicolo del fermato e all'interno è stata trovata anche una busta idonea al confezionamento delle dosi. Successivamente i controlli dei carabinieri si sono spostati nell'abitazione del giovane, ma qui l'esito è stato negativo. A causa dell'ingestione dello stupefacente il 23enne è stato affidato al personale del SUEM e trasportato al pronto soccorso di Treviso per i necessari accertamenti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria l'arrestato è stato trattenuto all'interno delle camere di sicurezza della stazione di Treviso in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata. L'arresto è stato convalidato. Il 23enne avrà l'obbligo di firma presso la stazione di Spresiano fino al 31 marzo, giorno dell'udienza. L'economia con il rilancio del gruppo Coin fa tirare un sospiro di sollievo in Veneto, dove il gruppo ha iniziato la sua storia quasi 100 anni fa. C'è stato un tavolo a Roma nelle ore scorse, la politica ha fatto la sua parte, dice l'avvocato Fabio Crea, componente del CDA, che spiega la nuova strategia del gruppo. Coin resiste e rilancia soprattutto perché la storia di questa azienda, la gloriosa storia di questa azienda, è una storia fatta non soltanto di eccellenza dei prodotti, ma soprattutto è stato sempre quello che è un luogo d'incontro dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, oggi di noi stessi, dei nostri figli. Sono tanti i motivi che fanno tirare un sospiro di sollievo dopo il tavolo al Ministero sull'avvertenza Coin, il gruppo di abbigliamento con cuore veneziano diventato nei decenni simbolo del Made in Italy, dopo la grande crisi con lo spettro concreto di chiusure e a 5 mesi dall'avvio del nuovo corso e del nuovo CDA di cui fa parte lo stesso avvocato trevigiano Fabio Crea, migliorano gli indicatori economici e si riducono i costi operativi. La strategia è chiara.
un piano industriale importante che innanzitutto individua quello che è un efficientamento dei costi aziendali, anche con una riduzione degli spazi delle varie sedi, ma soprattutto un rilancio a livello di marketing, di partner commerciali. Questo significa nuovi brand per attirare clienti, tra questi potrebbe arrivare il marchio Mango, non solo. Con un rilancio soprattutto della nostra punta di diamante che è Coin Casa, attraverso la quale faremo anche una attività importante di franchising in Italia e all'estero, e poi immancabilmente la digitalizzazione dell'azienda anche e soprattutto attraverso l'e-commerce. Soltanto in Veneto Coin è presente a Mestre, Padova, Verona, Treviso, Bassano, Vicenza, Conegliano, Zerman, Piove di Sacco, compresi i punti Coin Casa e Outlet, e questo per un totale di 18.000 metri quadrati, 39 milioni di euro di vendite all'anno, ma soprattutto 250 dipendenti, senza contare i 120 della sede centrale amministrativa di Mestre. Sono previsti degli ammortizzatori sociali in tutte quelle situazioni in cui c'è un ridimensionamento della sede, ma tutti i lavoratori sono in protezione. Ho letto anche di un intervento importante di supporto dell'assessore Bitonci, ci sarà anche un interessamento da parte dell'assessore Pavanetto in quanto titolare del referato del lavoro, perché ovviamente anche quelle che sono forme di tutela dei lavoratori, eventuali ammortizzatori, sono supportati anche dalla Regione Veneto. Può dirsi quindi conclusa la fase di messa in sicurezza del gruppo dopo l'aumento di capitale reso possibile anche da Invitalia attraverso il fondo di salvaguardia delle imprese promosso dal Ministero. Ed è per questo che la politica, attraverso il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e alcuni importanti parlamentari del nostro territorio, il senatore Gianmetti di Verona, il senatore Speranzon di Venezia, hanno voluto contribuire e che questa storia non solo continuasse ma venisse rilanciata. Ecco, quando c'è questa sinergia e questa volontà da parte della politica, i risultati si ottengono. Nuova moschea di Mestre con il caso Aulader che agita la corsa a Cafarsetti ed è scontro nella destra. Caso moschea con Prince Aulader, si è giocato un po' una candidatura? Guardi, le candidature per le comunali non le abbiamo ancora decise. Nel momento in cui avremo la lista pronta, ovviamente faremo una conferenza stampa con tutti voi. La risposta criptica del senatore veneziano Raffaele Speranzon riapre il caso attorno alla possibile candidatura a Cafarsetti di Prince Aulader, portavoce della comunità bengalese e iscritto a Fratelli d'Italia. Un nodo politico tutt'altro che secondario. Un'eventuale esclusione di Aulader dalla corsa elettorale rischierebbe infatti di spostare diverse migliaia di voti della comunità bengalese verso altre liste o candidati in una partita elettorale che a Venezia si annuncia particolarmente vivace. Prince Aulader è un iscritto a Fratelli d'Italia, è una persona che ci ha portato anche un contributo in termini di idee e di proposte. Al centro delle polemiche la posizione di Aulader sulla richiesta avanzata da anni dalla comunità bengalese di realizzare un centro culturale islamico in via Giustizia a Mestre, progetto che sarebbe finanziato dalla stessa comunità e che ha acceso le critiche di una parte della destra locale dell'area più radicale, ma che per i sostenitori rappresenta anche l'occasione per dare un luogo di culto e contribuire a presidiare una zona da tempo segnata da degrado e criminalità. E intanto in giornata in 500 si sono dati appuntamento per la preghiera del venerdì proprio lì in via Giustizia, luogo dove dovrebbe sorgere la nuova moschea contro cui ritorna l'europarlamentare Anna Maria Cisint parlando di Islam politico. Islam politico che significa costruiamo una realtà, una moschea, un'altra città nella città, quello che vogliono fare a Mestre, e dove dentro si prega, si nuota, si fanno attività solo e unicamente per islamici. Questa è un'enclave. E mentre il progetto della nuova moschea di Mestre continua a creare lo scontro nella destra locale, il caso Aulader agita la corsa a Cafarsetti. Lui, Aulader, ha già organizzato la festa di fine Ramadan prevista per il 19 il prossimo marzo, sempre lì, in via Giustizia.
Russia alla Biennale d'Arte, il braccio di ferro continua. Il Ministero della Cultura ha chiesto alla Fondazione La Biennale di fornire con la massima urgenza elementi in merito alla partecipazione della Federazione Russa alla 61esima Esposizione Internazionale d'Arte, con particolare riferimento alle modalità di allestimento e di gestione del padiglione e alla loro compatibilità con il regime sanzionatorio in vigore. Richiesta la copia integrale della corrispondenza tra la Fondazione e le autorità russe. Intanto Buttafuoco fa sapere che ci sarà spazio per i dissidenti in 2 cantieri. Credo che a me le polemiche, come sapete, piacciono poco. Credo che l'arte debba essere uno spazio libero e di pace e soprattutto di dialogo. Penso questo e credo che altre polemiche non servono a nulla. Eppure, polemica o meno, la questione russa alla Biennale d'Arte sta scatenando reazioni che di leggerezza poco hanno a che fare. È diventato un braccio di ferro politico che ha scavalcato i confini non solo regionali, diventando di fatto una questione internazionale. A prendere posizione 22 paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna e Ucraina, ma anche la Commissione europea, condannando la scelta del presidente Buttafuoco. Dall'Europa anche l'avvertimento che, data la decisione, potrebbe sospendere o cancellare un finanziamento europeo destinato alla Biennale pari a circa 2 milioni di euro. Ma non è la sola a contrapporsi per primo lo stesso governo. Guerra aperta tra il ministro della Cultura e il presidente Buttafuoco, e chi ha ascoltato Giulia ha sentito parole durissime dopo il comunicato del ministero in cui veniva espressa la richiesta di dimissioni della rappresentante del MIC e consigliera Tamara Gregoretti per un venire meno del rapporto di fiducia da lei poi rifiutato. Giulia avrebbe detto che con la scelta di far esporre la Russia alla Biennale, Buttafuoco starebbe arrecando un gravissimo danno. Così dunque dal governo si apre però un altro fronte interno alla maggioranza che sta scuotendo non poco anche la politica veneta. Da un lato la linea di Fratelli d'Italia, dall'altro la Lega. Da un lato i meloniani che si schierano con un non netto alla Russia, dall'altro i salviniani aperti al sì, ne dimostrazione il presidente di regione. Che l'arte sia un posto in cui si favorisca il dialogo, si debba favorire il dialogo. Ovviamente si debba creare anche attraverso l'arte forme di dialogo, di confronto. Uno dei pochi spazi che ormai è rimasto di pace è l'arte. E penso che noi l'arte dobbiamo difenderla non solo a parole, anche con i fatti. La mediazione di Fratelli d'Italia, quella di dedicare uno spazio ai dissidenti all'interno della Biennale, già in cantiere. La risposta dalle colonne del Foglio di Buttafuoco. Si schierano con il partito di Meloni, forzisti, contosi, che rivendica la Russia come paese aggressore e che non può trovare spazio in Biennale. C'è da dire inoltre che la curatrice del padiglione Russia sarebbe la figlia di Sergei Lavrov, ministro degli esteri della Federazione. Palla ancora al centro, dunque, in una partita destinata a rimanere ancora aperta. E sulla vicenda della Russia alla Biennale interviene anche il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, che dice: il ministro della Cultura Alessandro Giuli sbaglia perché la Biennale è un ente straordinario e autonomo, così come sbagliava chi non voleva alcune bandiere, alcuni atleti alle Paralimpiadi. Secondo me lo sport, l'arte, la cultura, la musica, il teatro, il cinema avvicinano, almeno su quello non dovrebbe esserci un conflitto. Queste dunque le dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini. Parliamo adesso di lavoro femminile. Nel veneziano, così come in tutta la regione, cresce l'occupazione, ma resta il divario, a dirlo l'indagine condotta dalla CISL. Le donne nel territorio veneziano non rappresentano affatto un elemento marginale della produzione. Le donne infatti sono maggioranza delle assunzioni nell'ambito del commercio, nell'ambito dei servizi, nell'ambito dell'istruzione, nell'ambito della cura delle persone e della sanità. In Veneto e così anche nella provincia di Venezia il lavoro femminile è in aumento, ma la distanza con quello maschile resta evidente. Negli ultimi 20 anni le donne occupate sono passate da circa 800.000 nel 2004 a quasi 970.000 nel 2024, con una quota sul totale degli occupati salita dal 40 al 44%. In particolare risultano la maggioranza delle assunzioni anche in alcuni settori della produzione industriale ed in particolare nell'alimentare, nel tessile e nel calzaturiero. Certamente
rimane un gap di natura retributiva che spesso non è dato solo dalla dimensione contrattuale individuale, ma anche, e quindi dalla retribuzione, ma anche dalla flessibilità e dai part-time che spesso vengono applicati ai rapporti di lavoro femminili. Nonostante la crescita, persistono dunque forti squilibri. Il 34,8% delle lavoratrici è impiegato part-time contro poco più del 6% degli uomini, mentre la retribuzione media resta più bassa, con circa 17,4 euro l'ora per le donne contro oltre 22 euro per gli uomini. Per la CISL restano cruciali politiche su parità salariale, servizi per l'infanzia e conciliazione tra lavoro e famiglia per ridurre il divario di genere. Sarà importante investire sulla continuità, sulla stabilità dei rapporti di lavoro, sulla crescita professionale e anche gerarchica nell'ambito di questi rapporti, ma una riflessione va fatta anche in termini formativi, perché occorrerà sicuramente investire su una dimensione tecnico-formativa professionale. Sempre più cervelli in fuga dal Veneto, se ne è parlato a Padova con accademici, rappresentanti della politica e dell'imprenditoria. Nel 2024 gli under 35 che sono espatriati in Italia sono stati 74.000 e di questi 1/10 solo dal Veneto. È un numero importante perché in un periodo di calo demografico è evidente che ogni persona formata, laureata che abbandona il territorio è una perdita netta non solo nel breve periodo ma soprattutto nel medio-lungo termine. Non solo questo, perché il saldo tra espatriati e rientrati nel 2024, secondo i dati dell'AIRE, nella nostra regione segna un rosso marcato, meno 5.996 unità. Giovani che si sono formati in Veneto, che però hanno scelto di lavorare all'estero, attratti da stipendi più alti e servizi migliori. È necessario intervenire. C'è per esempio questa proposta dell'osservatorio regionale che è stata proposta anche dalle categorie, una sorta di CNEL regionale, di CNEL del Veneto, che può proporre per esempio questa delle borse, che è fondamentale per andare a coprire il gap retributivo. Si inserisce in una serie di proposte che noi stiamo facendo, che vanno per esempio anche attraverso l'istituzione di una business school regionale, cioè noi abbiamo tante scuole, però non abbiamo nessuna scuola di livello internazionale che formi quel gap tra il mondo del sapere e il mondo produttivo, e l'istituzione anche di un fondo sul modello di Lazio Innova, che ha preso i fondi europei e li ha messi in un fondo per start-up, cioè per cercare di incentivare l'imprenditorialità giovanile. La politica regionale deve spingere su digitalizzazione e sostenibilità, come è successo in altre regioni, affiancandosi alle imprese. Dobbiamo lavorare aumentando la produttività, la digitalizzazione, sfruttando l'intelligenza artificiale per aiutare le nostre PMI, le nostre grandi aziende a essere più competitive a livello globale e a poter quindi pagare di più le persone e soprattutto e anche i nostri giovani, rendendo e permettendo di far sì che il nostro territorio continui a essere attrattivo e far sì che le persone, gli oltre 72.000 studenti che abbiamo qua ogni anno in una delle università migliori del mondo, non vadano via ma possono trovare opportunità di lavoro sul nostro territorio. Addio ad Alberto Trevisan, il primo obiettore di coscienza italiano. L'uomo, fedele per tutta la vita al suo impegno per la pace, si è spento a causa di un malore. Aveva 78 anni, viveva con la famiglia nel Padovano a Rubano. Un malore improvviso mentre camminava per strada a Rubano, l'ha corso in ospedale grazie alla telefonata di un passante e la morte venerdì. Si è spento così Alberto Trevisan, 78 anni, nato a Feltre. Negli anni dell'università aveva fatto diventare realtà il suo desiderio di pace, opponendo per primo in Italia l'obiezione all'articolo 52 della Costituzione che prevedeva il servizio militare obbligatorio il 10 giugno del 1970. Una prima obiezione a cui ne seguirono altre, fatte di arresti continui, condanne, carcerazioni, ma anche di grandi amicizie per quasi 3 anni della mia vita, così scriveva lo stesso Trevisan nel libro che ha raccontato la sua esperienza, che con la sua lotta pacifica a ogni forma di guerra aprì la strada alla legge sull'obiezione di coscienza, la 772 del 1972. Un impegno per la pace che ha segnato tutta la sua vita, una vita condotta accanto alla moglie Claudia e ai
ai figli, segnata dall'impegno anche politico nel comune di Rubano, dove fu assessore, consigliere comunale. Suo lo striscione che il comune porta ogni anno alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, e così lo ricorda Sabrina Doni, ex sindaca di Rubano. Quello striscione continuerà ad accompagnarci, ci mancherai. Un ricordo per Alberto Trevisan, anche da Sergio Giordani, sindaco di Padova, di cui Alberto Trevisan divenne nel 2012 cittadino onorario, e da Francesca Benciolini, assessore alla pace della città del Santo. Abbiamo fatto diversi appelli anche con tanti altri. Andiamo a Bassano del Grappa con un progetto di inclusione all'Istituto Remondini, così che tutti possano ordinare la loro pizza senza problemi di comprensione. Sono organizzate quindi con dei simboli in CA e la persona per ordinare indica il simbolo con la richiesta oppure ad esempio l'ingrediente che vuole inserire nella sua pizza. All'interno della tovaglietta abbiamo messo anche delle icone che possono indicare se la persona è felice oppure se ha delle necessità ulteriori, tipo andare in bagno. Pizza per tutti, si chiama così il progetto delle studentesse della quarta AM sociosanitario dell'Istituto Remondini di Bassano del Grappa. Le ragazze hanno realizzato delle tovagliette in comunicazione aumentativa alternativa per aiutare persone con deficit della comunicazione ad esprimersi nelle pizzerie del territorio. Siamo andati dai ristoratori a chiedere se erano disponibili ad accettare un progetto di inclusione e ci hanno risposto di sì, alcuni di no, però alla fine ne abbiamo raggiunti 3. Abbiamo consegnato qualche settimana fa un numero circa 70 tovagliette a testa ad ogni pizzeria. Grazie al contributo mio e delle mie compagne abbiamo messo 5 euro a testa e siamo riusciti a realizzare queste tovagliette. Ma l'iniziativa si è allargata anche al di fuori del Veneto e si spera sempre di più nel tempo. Abbiamo una pagina Instagram, una pagina TikTok che si chiama Pizza per tutti e noi io e altri miei compagni ci siamo occupate della parte dei social. Ci ha scritto una pizzeria anche di Palermo e adesso ci stiamo organizzando per capire come fare a spedire le tovagliette anche là. Un'idea nata per caso in classe durante una lezione dedicata al tema della disabilità e dell'accessibilità. Per il nostro indirizzo, che ha una vocazione di lavoro con le persone, è stata un'occasione per sperimentare il lavoro d'equipe e soprattutto tutta una serie di strumenti che ci hanno permesso di entrare in diretto contatto con i vari portatori di bisogni che potevano esserci in questa iniziativa, a partire prima di tutto dalle famiglie che hanno bambini con autismo, disturbi dello spettro autistico o qualsiasi tipo di disabilità. Noi volevamo vedere nel nostro territorio quanto fossero accessibili i contesti di vita quotidiana. E come mai proprio la pizza? Perché la pizza è buona. È tutto, vi lascio la sigla e le previsioni del tempo e la programmazione di Antenna 3, grazie e buon proseguimento di giornata.